Dei Giovani per Fare. Io sono Chiara, una volontaria del gruppo Giovani di Fare per fermare il declino e oggi il mio compito sarà quello di fare da moderatrice. Questa sera il nostro ospite è uno dei fondatori di Fare, al quale diamo subito il benvenuto. Buonasera, dottor Stagnaro. Buonasera. E gli argomenti che tratteremo durante il corso della serata saranno ambiente ed energia, concorrenza e infine politica italiana. Vi ricordo che le domande che saranno proposte sono quelle da voi scritte durante i giorni scorsi nel gruppo Facebook Giovani per Fare, ma c'è anche la possibilità di interagire in simultanea scrivendo sotto al post appositamente creato nello stesso gruppo. E io direi di partire, dunque, dottor Stagnaro, per iniziare con l'argomento ambiente ed energia, volevo chiederle, può farci una panoramica introduttiva circa la situazione energetica italiana? Vabbè, intanto ci diamo del tu, che è la cosa più importante. Situazione energetica italiana va vista naturalmente nel contesto europeo. L'Italia è un paese che rispetto agli altri Stati membri dell'Unione Europea si distingue per prezzi dell'energia elettrica e del gas relativamente alti, dipende naturalmente dalle diverse categorie di utenti, ma principalmente per le piccole e medie imprese i prezzi sono significativamente elevati rispetto a quanto si trova altrove, mentre la differenza è ridotta se guardiamo alle famiglie o alla grande industria, ai grandi consumatori. E vediamo un panorama delle fonti che vengono utilizzate per generare energia elettrica in particolare, che si distingue rispetto ad altri paesi per l'assenza del nucleare e perché il carbone da noi è una fonte con poco spazio, ecco, che mentre altrove, penso per esempio alla Germania, è in qualche maniera il pilastro del sistema energetico. Ultimo punto, le fonti rinnovabili sono tradizionalmente importanti nel nostro paese perché abbiamo una grande presenza in particolare dell'idroelettrico, ma anche una piccola ma significativa presenza di geotermica e così via. Negli ultimi anni, negli ultimi essenzialmente 5 anni, c'è stato un vero e proprio boom di eolico e fotovoltaico che hanno contribuito a caricare la bolletta elettrica dei sussidi, che sono una delle ragioni, non l'unica, per cui l'elettricità in Italia costa più che altrove. Perfetto, dopo infatti abbiamo delle domande proprio su questo punto. Anzi, via, trattiamole subito. Noi abbiamo letto che, ti do del tuo allora, che tu sostieni che sia possibile tagliare la bolletta elettrica degli italiani del 10%. E puoi spiegarci di preciso come questo potrebbe essere realizzabile? Sì, per una premessa, la nostra bolletta elettrica ha essenzialmente tre grandi componenti. Una è il prezzo vero e proprio dell'energia elettrica, il valore di mercato dell'energia, per così dire. Una seconda componente sono le tasse, una terza componente sono una serie di oneri, alcuni dei quali sono strettamente necessari al funzionamento del sistema, per esempio la parte della bolletta che noi versiamo per rendere possibile gli investimenti e il funzionamento delle reti. Abbiamo bisogno di reti che trasportino l'energia da dove viene prodotta ai luoghi dove invece viene consumata. E poi tutta una serie di altri oneri invece che sono o non necessari o vengono caricati sulla bolletta e potrebbero e dovrebbero invece, a mio avviso, essere finanziati dalla fiscalità generale, oppure sovradimensionati. Faccio una serie di esempi come dire, che aiutano a capire a cosa mi riferisco. Per quel che riguarda gli oneri che dovrebbero essere, secondo me, spostati dalla bolletta alla fiscalità generale, penso per esempio alle spese che ogni anno affrontiamo, sono circa 200 milioni di euro all'anno per lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari italiane che furono chiuse nell'87, a partire dall'87 dopo il referendum. È chiaro che quei soldi vanno spesi, nel senso che avendo deciso di chiuderle vanno smantellate in sicurezza, però è giusto a mio avviso che questa spesa venga pagata dai contribuenti e non dai consumatori elettrici, cioè dai contribuenti in funzione di quanto versano al fisco, in teoria in funzione di quanto guadagnano e dichiarano, e non dai consumatori in funzione di quanto consumano. La seconda categoria
di spese, che è quella di oneri, che è quella che potrebbero tranquillamente non esserci. Riguarda per esempio tutta una serie di agevolazioni che l'Italia pagava e paga per garantire, attraverso un meccanismo tecnicamente abbastanza complesso, degli sconti sulla bolletta elettrica a Vaticano e San Marino in funzione di accordi internazionali. Stiamo parlando di pochi soldi, 10 milioni di euro all'anno circa, ma non c'è una particolare ragione per cui i consumatori italiani paghino uno sconto sull'elettricità ai residenti in queste due realtà. A metà strada tra queste due categorie stanno circa 400 milioni di euro all'anno che vengono utilizzati per finanziare uno sconto sul prezzo dell'energia elettrica alle ferrovie dello Stato. Ora, delle due l'una: o le ferrovie dello Stato hanno bisogno di questi soldi o non ne hanno bisogno. Se non ne hanno bisogno, questo sconto va semplicemente abolito. Se ne hanno bisogno, ha senso ancora una volta che siano pagate dalla fiscalità generale. Infine, ultimo punto, gli oneri che sono sovradimensionati. Il caso più clamoroso, più importante, è quello dei sussidi alle fonti rinnovabili, che sono necessari perché ce lo impongono una serie di direttive europee, ma sono anche chiaramente eccessivi, troppo generosi rispetto al contributo che danno le fonti rinnovabili e in particolare il fotovoltaico alla nostra generazione elettrica. Infine ci sono una serie di non oneri aggiuntivi ma redistribuzioni interne a diversi gruppi di consumatori che quantomeno andrebbero ripensate. In particolare tutti i consumatori medio-piccoli, famiglie e piccole e medie imprese, pagano l'elettricità di più per far sì che i grandi consumatori industriali possano pagarla di meno. Ora, questo può avere entro certi limiti un senso, ma dal mio punto di vista, come dire, è un meccanismo che ci è scappato di mano e che in ogni caso va razionalizzato e reso più trasparente. E ricapitolando, quindi, sommando tutti questi elementi, si arriverebbe a togliere addirittura il 10% in una bolletta. Sommando tutte queste cose, a seconda di quanto uno vuole essere cattivo nel tagliare a destra e a sinistra, si può arrivare a una riduzione della bolletta dell'ordine del 10%, non dall'oggi al domani, ma nell'arco di un periodo di tempo che, diciamo, va da 1 a 3 anni a seconda dei pezzetti. Perfetto. E invece per quanto riguarda benzina e carburanti, secondo te è possibile abbassarne il prezzo senza creare danni all'apparato statale? Ad esempio, noi pensavamo alle accise storiche come quella per il finanziamento della guerra d'Etiopia. Queste accise a che cosa servono, visto che sono anacronistiche, e dove vanno realmente questi soldi? Beh, è anacronistica la ragione per cui vennero introdotte. Una volta che sono state introdotte, loro hanno determinato un gettito che inizialmente è stato utilizzato per le ragioni che tutti ci ricordiamo, la guerra di Etiopia, il terremoto del Belice, eccetera. Ma poi nella realtà affluiscono alla Tesoreria Generale dello Stato, quindi sono a tutti gli effetti entrate fiscali. Da questo punto di vista, in prima approssimazione non si può tagliare il prezzo della benzina e dei carburanti in generale, perlomeno per quel che riguarda la componente fiscale, che però vale circa il 60% senza determinare un calo di gettito. Dopodiché è probabile che il calo di gettito sia inferiore a quello atteso, perché nel momento in cui la benzina dovesse costare, o il gasolio, dovesse costare significativamente meno, probabilmente ci sarebbe un po' di rimbalzo nei consumi, quindi ci sarebbe un po' più di gettito grazie ai maggiori volumi consumati. Però è difficile immaginare un taglio delle accise che non determini un calo di gettito, e quindi il punto per le accise, esattamente come qualunque altra imposta, è: se la vogliamo tagliare bisogna ragionare su quali spese tagliare per compensarla. Sì, e passando invece all'argomento del nucleare, con il referendum gli italiani si sono espressi negativamente in merito al nucleare, ma in futuro è probabile comunque che se ne ritornerà a parlare. E volevamo sapere qual è la tua posizione in merito e quale credi che sia il futuro del nucleare in Italia, ma soprattutto in Europa, all'interno dell'Unione Europea. Ma io ero contrario al referendum perché trovo che non ci siano, come degli argomenti contro il nucleare siano abbastanza deboli. Detto questo, dal punto di vista pratico non fa grande differenza, nel senso che oggi il mercato italiano
consuma una quantità di energia molto inferiore a quella che potrebbe essere prodotta dalle centrali già oggi esistenti. In altre parole c'è una grave problema, grave per chi produce energia, di eccesso di capacità produttiva. Alcune aziende sono sull'orlo del fallimento o quasi. E di conseguenza, se anche oggi fosse possibile dal punto di vista normativo realizzare nuove centrali nucleari, io tenderei a dare per scontato che nessuno oggi o nei prossimi 10, 15 o 20 anni si porrebbe il problema. Quindi all'atto pratico non è un tema rilevante per il nostro paese. È un tema più rilevante per il resto d'Europa, nel senso che altri paesi, la Germania, la Francia, l'Inghilterra, la Spagna e così via, hanno delle centrali nucleari, e centrali nucleari che stanno invecchiando, alcune sono molto vecchie e quindi inevitabilmente dovranno essere nei prossimi anni spente. La Germania ha scelto di spegnerle e di non sostituirle con altro nucleare, ma di sostituirle con impianti di altro genere, alimentati a carbone, gas, rinnovabile e quant'altro. Altri paesi, in particolare l'Inghilterra e molto probabilmente la Francia, hanno scelto invece di continuare col nucleare, quindi il nucleare ha sicuramente un futuro e una prospettiva in Europa. Certamente non ha davanti quel tipo di espansione, quel tipo di crescita che qualche decennio fa si immaginava avrebbe avuto. All'epoca, qualche decennio fa, si pensava che il nucleare sarebbe stato la principale fonte per la generazione elettrica in Europa. Non è e non sarà così. Questo non significa che non sia comunque un pezzo importante del nostro sistema elettrico. E sempre riguardo a questo tema, la critica più forte che si fa al nucleare è in merito alla questione delle scorie radioattive. Ma secondo te il problema si sposta quindi nella sfera della corruzione e del rispetto delle regole, quindi diciamo è un problema italiano culturale? Ma il tema della gestione delle scorie è un problema sia tecnologico, sia come dici tu, di infrastruttura normativa, di infrastruttura regolatoria e di controlli efficaci. Bisogna dire che il problema delle scorie non è un problema solo dei paesi che hanno centrali nucleari, è un problema di tutti i paesi. L'Italia ogni anno produce delle scorie nucleari non di fonte elettronucleare, ma per esempio derivanti da tutti i trattamenti ospedalieri e industriali che comportano l'utilizzo di elementi radioattivi. Quindi il problema di realizzare un sito di stoccaggio per le scorie che garantisca di gestirle in sicurezza è un problema che il nostro paese in ogni caso deve affrontare. Pensare di chiudere gli occhi e far finta di niente è irresponsabile dal punto di vista dei costi, perché di fatto non avere un sito ci costringe a pagare altri paesi per custodire le nostre scorie, e tendenzialmente questo costa di più che farlo in casa, se si fanno le cose per bene. Ed è irresponsabile perché noi abbiamo una serie di siti di stoccaggio, come si chiama, temporaneo, provvisori, ma provvisori da 20, 30 o 30 anni o più, che hanno condizioni di sicurezza sicuramente inferiori a quelle che vorremmo avere per questo tipo di materiale. E invece per quanto riguarda gli incentivi al fotovoltaico, quali errori pensi che siano stati commessi? E sarebbe stato meglio forse investire quei fondi direttamente nella ricerca? Allora, in parte il fotovoltaico e le altre fonti rinnovabili in qualche modo andavano comunque sostenute, perché, come dicevo, ci sono delle direttive. Io sono scettico su queste direttive europee, ma le direttive ci sono e vanno rispettate. E quindi, come dire, qualche accrocchio bisogna inventarselo comunque. Senza dubbio l'Italia ha concesso sussidi estremamente generosi, di fatto i più generosi in tutta Europa, e il modo in cui lo abbiamo fatto, come al solito, in maniera disordinata, con i blitz parlamentari nottetempo e quant'altro, ha determinato un eccesso di investimenti, soprattutto nel periodo 2010-2012, che ci ha portato a passare da quasi niente al parco fotovoltaico tra i più grandi al mondo. Nel 2011, se non sbaglio, siamo stati o il primo o il secondo mercato al mondo per installazione di nuovi pannelli, ma tenderei a pensare il primo. Questo ha prodotto una crescita sproporzionata del costo dei sussidi. Noi spendiamo circa tra i 12 e i 13 miliardi di euro all'anno in sussidi, quasi un punto di PIL, di cui la metà per il solo fotovoltaico, e una serie di problemi di gestione di queste fonti, di questa grande parco di generazione fotovoltaica nel sistema, perché integrare
centinaia di migliaia di pannelli in un contesto come quello elettrico in un tempo così rapido non è facile, produce una serie di problemi tecnici legati, così come si dice, all'intermittenza, cioè i pannelli fotovoltaici non producono in maniera continua e stabile come una centrale normale, ma se passa la nuvoletta cala la produzione, se la nuvoletta se ne va la produzione sale e così via. Questo determina una serie di costi, problemi di gestione che si risolvono e che sono gestibili, ma che sarebbe stato meglio, come dire, gestire attraverso una spalmatura migliore degli investimenti nel tempo, anziché avendoceli tutti assieme. E cambiando incentivo invece, parlando di quelli in merito all'auto elettrica o idrogeno, pensi che questi aiutino realmente a ridurre le emissioni di CO2, considerando che in Italia il grosso della produzione elettrica dell'idrogeno deriva comunque dagli idrocarburi? Ma la mobilità elettrica è sicuramente un settore che ha delle prospettive interessanti e che potenzialmente può dare un contributo sia a risolvere problemi di emissioni, sia a ridurre, per quel che vale, il contributo alla produzione di altri inquinanti da parte delle automobili convenzionali. Eh, Credo che sia illusorio pensare che questo sia, almeno nel breve e medio termine, nel lungo termine può essere diverso, sia un qualcosa che va a incidere pesantemente sulle nostre emissioni, e questo per una ragione banale legata da un lato al costo dei veicoli, che poi sussidiati o no, comunque quel costo hanno, dall'altro la performance dei veicoli elettrici. I veicoli elettrici oggi sono imparagonabili dal punto di vista della performance sì, ai veicoli, diciamo, comparabili ma con tecnologie tradizionali. Quelli ibridi stanno un po' a metà, ma comunque costano significativamente di più al netto degli incentivi rispetto ai veicoli convenzionali, hanno una performance molto peggiore, e questo fa sì che sostanzialmente la mobilità elettrica sia interessante, diciamo, per un segmento di consumatori di ceto medio-alto urbano, ma è difficile immaginare che questi prodotti, queste tecnologie possano diventare tecnologie di massa. Perfetto, e vorrei leggerti una domanda che è arrivata in diretta adesso e ti chiedono quanto converrebbe all'Italia realizzare una piattaforma galleggiante di paleoliche come Hellwin 1 realizzata da Siemens nel Mare del Nord? Beh, se avessimo il vento potremmo porci il problema. L'Italia è un paese poco ventoso, tipicamente poco ventoso, e diciamo, con una conformazione geografica che si presta poco a sfruttare questa fonte. In più, come dicevo, semmai noi abbiamo un eccesso di capacità produttiva, quindi in assenza di sussidi nessuno investirebbe oggi neppure un euro nell'aggiungere nuova capacità. Di fronte a questo dato non credo che sia particolarmente conveniente andare a inseguire cose che stanno, diciamo, alla frontiera della tecnologia, ma che è difficile calare in un contesto come il nostro. Quindi possiamo dire che per la situazione italiana non converrebbe una cosa del genere. No, direi di no, comunque non converrebbe sussidiarlo. Sì, e invece parlando della termovalorizzazione in Italia, esistono delle alternative meno inquinanti per lo smaltimento dei rifiuti o questa si rileva necessaria alla fine? Ma io credo che la termovalorizzazione vada un pochettino, la termovalorizzazione dei rifiuti, cioè il loro incenerimento con recupero energetico, vada un po', diciamo, messa nel contesto, nel senso che eh, vi sono tutta una serie di normative di matrice sia europea sia italiana che prescrivono come deve essere realizzato un termovalorizzatore, come devono essere contenuti e abbattuti gli inquinanti, come devono essere trattate le ceneri, come devono essere trattati i fumi e così via. Per cui un termovalorizzatore ben costruito, che sta nelle regole come deve stare, che sta negli standard come deve stare, non è tale da produrre problemi di inquinamento rilevanti. Certo, a monte del termovalorizzatore devono stare tutta una serie di buone pratiche di gestione del ciclo dei rifiuti che non sempre in Italia sono diffuse. Infatti, per rifarci all'attualità, che cosa pensi, ad esempio, della gestione della vicenda del termovalorizzatore da parte del Comune di Parma?
Allora, probabilmente i critici del termovalorizzatore a Parma hanno una buona parte di ragione, non dal punto di vista dell'inquinamento. Ripeto, il termovalorizzatore, per quel che si sa, è costruito a norma, è costruito a regola d'arte, non c'è ragione di pensare che non sia così, e in queste condizioni non c'è ragione di pensare che possa produrre chissà quali sfracelli dal punto di vista ambientale o dell'impatto sulla salute. Hanno però ragione perché la Commissione europea stessa ha acceso un faro per possibili infrazioni delle normative sugli aiuti di Stato, perché quel termovalorizzatore è stato, come dire, il processo di affidamento per la realizzazione del termovalorizzatore deriva da un affidamento diretto a una società quotata, cioè Iren, che contrasta con le norme europee di questo genere. Il problema qual è? Che comunque quel termovalorizzatore già esiste, e una volta che c'è è da farsi spegnerlo, perché comunque l'investimento è già stato affrontato, perché quello comunque è uno strumento che è utile se non necessario nella gestione del problema dei rifiuti in quella zona. Ok, e ti leggo un'altra domanda che è arrivata adesso in diretta e ti chiedono, a proposito di fonti rinnovabili, come lo vedi un piano per integrare la produzione tra fotovoltaico e idroelettrico in modo da bilanciare i momenti di calo dell'uno, ad esempio nelle stagioni invernali, con l'attivazione dell'altro? Ma io credo che qua siamo davanti alla classica domanda se sia meglio la pianificazione o la concorrenza. Io credo che sia meglio la concorrenza. Cioè è vero che fotovoltaico, eolico, eccetera, producono questi problemi di intermittenza. Il problema va risolto molto banalmente dicendo che quando tu produci un problema tu ne paghi il costo, cosa che oggi non avviene perché i costi indirettamente generati, a cui facevo caso prima, gli sbilanciamenti come si chiamano, vengono socializzati, cioè li pagano tutti i consumatori anziché chi li determina. Dopodiché, nel momento in cui tu dici come l'autorità per l'energia ha cercato di fare, incontrando una serie di resistenze, TAR, Consiglio di Stato, quelle cose lì, che quindi pongono il problema di un adeguamento delle norme per consentire all'autorità di fare quello che ritiene di fare e che secondo me ha ragione di fare, nel momento in cui tu dici che il singolo produttore fotovoltaico e eolico deve pagare per i costi di sistema che genera, poi sta a lui decidere se conviene gestire direttamente, ovvero acquistando da altri dei servizi da impianti tradizionali, o ancora realizzando delle batterie che possono accumulare l'energia quando viene prodotta in eccesso e la possono rilasciare quando serve. Bene, passiamo ora all'argomento invece della concorrenza. Come pensi che possa essere affrontato il problema della gestione delle situazioni in cui la concorrenza non è possibile? Quindi, per fare un esempio, pensiamo alle autostrade. Secondo te dovrebbero essere affidate a un ente pubblico o no? No, secondo me in questi e in altri casi dove non è possibile la concorrenza, come si dice, nel mercato, bisogna ricorrere a strumenti di concorrenza per il mercato, cioè fare delle gare, dei bandi di gara per la selezione di un gestore per un certo periodo di tempo. Naturalmente il diavolo sta nei dettagli e bisogna fare grande attenzione a come viene realizzata la gara, alle condizioni del bando e del disciplinare, alla durata dell'affidamento, che non deve essere troppo lungo, perché se io ti do un affidamento di durata di 99 anni, di fatto ti sto vendendo il bene, ti sto vendendo in questo caso il monopolio tecnico. Però queste cose si possono fare, si sanno fare, c'è grande expertise internazionale, in Italia le abbiamo fatte a volte abbastanza bene, a volte abbastanza male, però voglio dire, uno impara dagli errori, le cose le risolve e volendo le può gestire. In questa maniera si può sicuramente massimizzare, diciamo, l'efficienza operativa, l'efficienza di gestione e mantenere sotto controllo i costi, che siano costi come dire, sostenuti dalla fiscalità generale, come il caso del servizio, per esempio, del trasporto ferroviario regionale, o che siano costi che vengono invece ribaltati sui consumatori, come il caso delle autostrade. Quindi secondo te con una buona dose di buona volontà è possibile fare questo anche in Italia? Sì, con buona volontà e competenze adeguate. Ok.
E in merito invece alla competizione globale, che cosa consigli di fare per l'Italia nel lungo periodo? Di realizzare il programma di fare, nel senso che per aumentare per diventare competitiva l'Italia ha bisogno di risolvere una serie di problemi che sono quelli che avevamo identificato senza grande fantasia nel decalogo di un anno e mezzo fa, senza grande fantasia perché poi sono le cose che stanno scritte in qualunque documento internazionale sull'Italia. Mettere in ordine le finanze pubbliche, tagliare la spesa allo scopo di tagliare le tasse, rendere efficiente la pubblica amministrazione e attraverso, come dire, strumenti di premialità, merito e quant'altro, e liberalizzare tutti i settori che non sono aperti alla concorrenza. Perfetto. E parlando invece di ordini professionali, secondo te andrebbero liberalizzati favorendone la concorrenza e o togliendo i vincoli di iscrizione o addirittura aboliti? Bah, credo che non sia possibile in Italia abolirli senza, o abolire l'obbligo di iscrizione senza una modifica costituzionale che abbiamo imparato in questo paese, è una cosa che richiede 60 anni e una guerra. Ehm, Si può comunque mimare, diciamo, gli effetti positivi dell'abolizione dell'obbligo di iscrizione semplicemente consentendo un meccanismo di ordine in concorrenza tra di loro, per cui un po' come avviene, come dire, in un contesto molto diverso tra le assicurazioni per l'RC Auto, cioè tu sei obbligato a sottoscrivere un'assicurazione, ma hai una pluralità di fornitori che ti offrono le polizze e scegli quello che ti pare più adeguato a te, e lo stesso vale in questo caso con una differenza sostanziale, cioè la funzione degli ordini a quel punto diventerebbe quello di sostanzialmente certificare un livello minimo di conoscenza più eventuali certificazioni di qualità, di abilità, di quello che è ulteriori, per cui il fatto che uno sia iscritto a un ordine e uno sia iscritto a un altro ti darebbe, come dire, un'informazione aggiuntiva rispetto a quello che accade oggi, perché tutti sono iscritti all'ordine perché per forza devono esserci. Tra l'altro, quello che possiamo osservare è che l'attuale sistema non è particolare garanzia di qualità. Sono uscite riguardo agli anni scorsi un po' di statistiche che facevano vedere che l'Italia per esempio in relazione agli avvocati è il paese che eroga meno sanzioni in tutta Europa, meno sanzioni disciplinari in tutta Europa. Ora questo è vero o se gli avvocati italiani fossero dei santi, nel qual caso non avrebbero bisogno dell'ordine, o se l'ordine degli avvocati in Italia fosse un poliziotto poco severo, che mi sembra la spiegazione più credibile. E volevamo invece addentrarci ora nel territorio dei trasporti pubblici. Una delle critiche alla privatizzazione di questi trasporti è quella secondo la quale verrebbero abbandonate le tratte non profittevoli. Ritieni che questo si possa realmente verificare e un sistema di sussidi di concorrenza potrebbe essere utile? Ma no, non credo che si potrebbe verificare perché in un sistema di trasporto pubblico nel quale ci sono alcune tratte che vengono pensate come un servizio pubblico, cioè che proprio perché sono non profittevoli, ma contemporaneamente si ritiene che sia utile che ci siano, presuppongono che l'ente pubblico, per esempio il comune o la provincia o la regione, a seconda dei casi, paghi ecco, i soldi delle tasse dei soggetti per garantire questa tipologia di servizio. Per cui se tu vuoi che venga fatta una tratta non profittevole è sufficiente che tu faccia una gara e scegli il partecipante che fa l'offerta più conveniente a parità di qualità del servizio, frequenza delle corse, caratteristiche degli autobus o degli altri mezzi e così via. Quindi quella mi sembra un'obiezione del tutto fuori luogo. Anzi, il passaggio da un sistema di monopolio pubblico a un sistema di concorrenza per il mercato, e anche dove si può di concorrenza nel mercato, perché ci sono invece delle tratte o dei pezzi del servizio di trasporto pubblico che sono potenzialmente apribili alla concorrenza, come ha rilevato più volte l'antitrust per esempio, avrebbe il vantaggio da un lato di mettere sotto controllo i costi e dall'altro di creare gli incentivi per avere una maggiore innovazione nel servizio. Noi abbiamo il trasporto pubblico oggi esattamente come ce l'avevamo 20, 30 o 40 anni fa, fatto salvo che abbiamo i mezzi più vecchi.
E questo proprio perché c'è un'inerzia nel modo in cui è organizzato oggi, tale per cui nessun gestore è incentivato a offrire un servizio migliore o organizzato in maniera diversa, perché comunque il pagamento a piede lista avviene qualunque cosa facciano. E sempre in merito a questa tematica, se confrontiamo il trasporto pubblico delle città italiane con quello delle più moderne città europee, vediamo che l'arretratezza italiana è molto evidente, sia rispetto al rapporto qualità-prezzo, sia anche in considerazione della integrazione tra i vari servizi, quindi ad esempio traghetti, treni, autobus metropolitane. A cosa potrebbe essere dovuta questa differenza e che cosa si potrebbe fare in Italia? Beh, è dovuta, come sempre in questi casi, a una scarsa efficacia della regolazione. Ora, a prescindere che il gestore sia pubblico o privato, che ci sia più o meno concorrenza, se tu hai un bravo regolatore tendi ad avere risultati migliori che se tu hai un regolatore lassista, come è tipicamente il caso nelle nostre città. Noi abbiamo un servizio qualitativamente scarso, nella maggior parte dei casi, e abbiamo dei costi invece significativamente superiori a quelli che ci sono in altri paesi. Nel trasporto pubblico su gomma i costi per chilometro, i costi di produzione italiani sono circa un terzo superiore alla media europea e doppi rispetto ai paesi, diciamo, più efficienti in Europa. I paesi più efficienti, che sono tipicamente l'Inghilterra e i paesi scandinavi, sono anche quelli che sono stati più coraggiosi nell'aprire il settore alla concorrenza. Quindi, ancora una volta, se vogliamo migliorare la qualità e mettere sotto controllo i costi, dobbiamo cercare ancora una volta di perseguire un meccanismo di concorrenza nel mercato dove è possibile e per il mercato negli altri casi. Bene, da casa ti chiedono un commento sullo stato attuale della liberalizzazione del settore di telefonia fissa e della banda larga. Ma allora, mentre sulla telefonia mobile noi abbiamo un ottimo livello di competizione, sulla telefonia fissa non si può dire altrettanto e la banda larga in qualche maniera, la scarsa penetrazione della banda larga è un decuius di questo che deriva da un lato dall'integrazione verticale e dalla relativa opacità tra la rete Telecom e l'ex monopolista Telecom Italia, che pure adesso è privato, è in mano ad azionisti privati. Dall'altro, dal fatto che gli assetti proprietari e quindi anche la regolazione di Telecom sono sempre stati considerati, per così dire, politicamente sensibili, per cui tutte le volte che un azionista, diciamo, sgradito provava a entrare nel capitale di Telecom Italia veniva giù il mondo. Qualche anno fa fu il caso della cosiddetta cordata Tex-Mex, quella fatta dagli americani di AT&T e i messicani di America Movil. È chiaro che in questo contesto si determinano ancora una volta dei disincentivi all'innovazione e all'investimento eh, e si arriva nella situazione in cui siamo adesso. Oggi io credo che siamo potenzialmente a un punto di svolta, bisogna vedere come verrà gestito e a quali condizioni il processo, se verrà gestito, se andrà avanti, il processo di scorporo della rete della Telecom Italia. Da lì può passare una importante opportunità di modernizzazione per il Paese. Andando invece a guardare l'attuale situazione politica italiana, qual è la tua opinione sul governo Renzi? E sei soddisfatto della scelta dei ministri? Ma allora parto dal fondo con una risposta un po' democristiana, nel senso che aspettiamo qualche giorno a vedere anche i sottosegretari, nel senso che la squadra di governo poi va valutata nella sua interezza e l'attività di un ministro, soprattutto quando vengono fatte, come è stato fatto in questa fase, delle scelte che hanno un senso politico, ma che a volte, come dire, non sono ministri che abbiano quel peso o quelle competenze che uno si aspetterebbe, però queste scelte possono, come dire, trovare giustificazione se accanto a loro vengono messi dei sottosegretari che poi sono quelli che materialmente gestiscono e imbastiscono i dossier che sono in grado di farlo, per cui su quello tenderei ad aspettare. Naturalmente dico quello che dicono un po' tutti, la squadra è
buona per il colpo d'occhio, per così dire, meno buona se si valutano almeno alcuni dei nomi. L'aspetto positivo in una squadra di per sé non brillante, almeno sulla carta, è che davvero questo è il governo del Presidente del Consiglio, per cui se le cose vanno bene è merito suo, se le cose vanno male è colpa sua, e quando è così, quando, come dire, la figura apicale, la figura di vertice è così responsabilizzata, quantomeno lui ha un forte incentivo a cercare di ottenere dei risultati. Poi se sarà in grado o se non sarà in grado lo vedremo a partire dai prossimi giorni, in funzione del modo in cui gestirà la questione della bancarotta del Comune di Roma. E avresti preferito Impegno Italia di Letta, potendo scegliere? Avrei preferito, scusami? Impegno Italia di Letta. No, E, beh, quello Impegno Italia mi sembrava una cosa dove c'erano alcune cose interessanti, altre cose un po' retoriche, ma era chiaramente un documento puramente politico che, con delle intenzioni, appunto alcune condivisibili, altre meno, ma con poca concretezza dentro, nel senso che quando tu partecipi a una campagna elettorale o quando tu ti candidi al governo del paese, puoi dire voglio tagliare la spesa, tagliare le tasse. Quando tu sei al governo del paese non puoi dire voglio tagliare la spesa, tagliare le tasse, ma devi dire quali spese tagli per tagliare quali tasse. Non puoi dire voglio fare liberalizzazioni, devi dire quali liberalizzazioni vuoi fare, come, perché. Non puoi dire voglio fare le privatizzazioni e contemporaneamente fai l'opposto. Per cui no, io credo che questo cambiamento, che pure è avvenuto in maniera abbastanza rocambolesca, in qualche maniera, e che forse è stato ingiusto verso Letta per il modo in cui è avvenuto, però in qualche maniera era necessario, perché il governo Letta si era chiaramente impantanato, in parte neanche per colpa sua, per colpa dei casini nella maggioranza, però sta di fatto che si era totalmente impantanato, che aveva fatto una serie di errori clamorosi. Il decreto Salva Roma, prima emanato, poi ritirato, poi emanato, adesso di nuovo ritirato, seppure del nuovo governo, in qualche maniera era stata la celebrazione dell'inadeguatezza di quella compagine di governo. e sempre rimanendo in Italia, come giudichi l'attuale struttura dell'IMU? Secondo te è necessaria una rimodulazione del sistema fiscale? Ma avendo fatto tutto questo casino, avendo perso un anno sull'IMU, tanto valeva farlo bene, e tutto sommato siamo ancora in tempo per farlo bene, visto che è all'inizio dell'anno, e pensare la fiscalità locale in un modo coerente e razionale. In un modo coerente e razionale non vuol dire né esentare, perlomeno non del tutto, le prime case dalla contribuzione, né eliminare l'IMU, né cose di questo genere. Vuol dire distinguere nettamente una forma di imposizione che serva a finanziare i servizi cosiddetti indivisibili, l'illuminazione pubblica, la vigilanza notturna e queste cose qua, che qualcuno deve pagare, che è bene che siano forniti dai comuni e non dalle regioni o dallo Stato, e che se in tutto il mondo vengono finanziate da forme di tassazione che hanno come base imponibile gli immobili, ci sarà un motivo, voglio dire, e probabilmente ha senso fare così anche in Italia. Altra cosa naturalmente è dire che bisogna contenere i costi, eccetera, eccetera, quindi distinguendo i servizi indivisibili dai servizi invece a domanda individuale, il più importante dei quali è quello dei rifiuti, che invece ha senso che siano pagati non attraverso un'imposta, ma attraverso una tariffa la più possibile vicina a misurare l'effettiva produzione di rifiuti che io ho, magari la tipologia di rifiuti che io produca, in modo che io effettivamente paghi per i costi che genero attraverso la mia produzione di rifiuti. Bene, cambiando proprio argomento, che cosa pensi della situazione in Val di Susa? E in particolare si parla di un calo del traffico merci attraverso le Alpi orientali. Secondo te è dovuto alla crisi oppure ad altro? No, il calo dei traffici in questo periodo sono sicuramente guidati dalla crisi. Per quel che riguarda la Val di Susa e la TAV, io ero abbastanza scettico, sono abbastanza scettico sull'utilità della TAV, e vale qui, come in tanti altri casi, il cosiddetto touch test.
vale a dire non diamo finanziamenti pubblici per questo tipo di investimenti e se davvero è utile, davvero è necessario e davvero nasconde un valore, qualcuno lo pagherà per realizzarlo. Detto questo, nel caso della Val di Susa c'è anche un altro problema che è ugualmente serio e che è di natura molto diversa. Nel momento in cui un'autorizzazione viene rilasciata, questa autorizzazione deve valere, non è pensabile che dei gruppi diciamo più o meno legittimi nelle loro istanze, ma poco legittimi nei metodi di protesta, siano in grado di bloccare qualunque cosa, perché possono bloccare la TAV, ma possono bloccare anche investimenti e opere che magari non hanno nessun peso per il contribuente e che magari invece sono davvero utili. E penso che il corridoio TAV in costruzione possa intercettare anche il flusso che ora passa per Ventimiglia? Bah, questo è tutto da vedere. Io sono abbastanza, ripeto, sono abbastanza scettico sull'utilità della TAV, così come della linea Torino-Lione. Le merci tendenzialmente in Europa si muovono sull'asse nord-sud più che su quello est-ovest. Ok, ho una domanda che viene da casa in diretta, una domanda abbastanza ironica. Ti chiedono, sembra che in Italia non esista più concorrenza nel mondo politico. Che cosa si può fare per liberalizzare il mercato politico? Innanzitutto una legge elettorale decente che non abbiamo e non sono sicuro che avremo nei prossimi anni. Certamente una delle conseguenze di tutto quello che abbiamo assistito sarà una polarizzazione ancora più forte dello scenario politico, nel quale la vita per le formazioni, diciamo, di dimensioni più piccole, specie se oltre che essere piccole sono anche litigiose, sarà molto dura. Eh, Credo che per certi versi siamo in una situazione simile a quella dei primi anni 90. Bisogna costruire delle alternative sapendo che è vero che ci sono oggi tre grandi poli, diciamo, quello che ruota attorno al PD, quello che ruota attorno a Forza Italia e quello che ruota attorno a Grillo, ma anche e che nell'immediato questi tre si pigliano quasi tutto quello che c'è da pigliare, ma che sono anche delle realtà molto instabili. Nel PD volano i coltelli in maniera più che evidente, in Forza Italia nel centrodestra tutto si regge sulle spalle di Silvio Berlusconi, ma non è pensabile che questo possa durare oltre un certo limite, e il Movimento 5 Stelle è una realtà, come dire, troppo magmatica, troppo confusa e troppo priva di un messaggio costruttivo per anche lui poter durare molto a lungo, perlomeno nelle attuali dimensioni nell'ordine del 20-25% dell'elettorato, mentre in tutta Europa ci sono delle forze, diciamo, populiste che valgono tra il 5, l'8 e il 10%, ma non delle forze così grandi, e soprattutto non è pensabile che una porzione così grande dell'elettorato continui ad accontentarsi di una raffica di no a tutto e della rinuncia del Movimento 5 Stelle a fare politica veramente. Ricordiamo una cosa importante: se avesse voluto il Movimento 5 Stelle avrebbe scelto il Presidente della Repubblica, avrebbe pesantemente condizionato la formazione del governo, quando invece poi nacque il governo Letta e così via. Dal mio punto di vista, onestamente, con tutte le critiche che si possono fare a Napolitano, sono contento che non ci sia Rodotà al Quirinale, però non c'è Rodotà perché il Movimento 5 Stelle ha deciso di non giocare la partita. E per concludere ho un'ultima curiosità dei giovani per fare da chiederti. Qual è la tua attuale posizione nei confronti di fare per fermare il declino? Io sono un iscritto a fare per fermare il declino, ne approfitto per fare le congratulazioni a Michele, che immagino non avrà particolari problemi a essere confermato segretario al congresso di domenica alla luce dei risultati dello scorso weekend. Credo che fare sia un pezzo di quel mondo estraneo ai tre poli di cui parlavamo,
e che ha un suo profilo, una sua dimensione, una sua organizzazione che raccoglie tanti entusiasmi. La sfida per questo mondo è veramente quello di, ma come ci diciamo fin dal 2012 quando è iniziato tutto, quello di cercare di aggregare, di mettere assieme e di dare rappresentanza a istanze politiche, a ceti produttivi che oggi sostanzialmente non sono rappresentati e che oggi o non votano oppure votano in qualche maniera sulla scorta della retorica del voto utile, del meno peggio e così via. Proprio in virtù dell'instabilità dei tre grandi poli di cui parlavamo, c'è una domanda politica che oggi rimane inevasa. C'è una grande galassia di movimenti che aspirano a intercettare questa domanda, fare uno di quelli indubbiamente più strutturati. La percezione di litigiosità di questa galassia probabilmente è una delle ragioni per cui fino ad oggi non è riuscita a imporsi elettoralmente, avendo una dimensione sufficientemente grande da cominciare a diventare un protagonista della vita politica italiana. Perfetto, io non ho altre domande da proporti, Carlo, dunque ti ringrazio per essere stato con noi questa sera e ti saluto a nome di tutto il gruppo Giovani e ci auguriamo quindi di rivederti presto, magari in un'altra delle iniziative organizzate proprio da noi giovani di fare. Molto volentieri. Grazie ancora. Grazie a voi. E anche questa sera, prima di salutarvi, vorrei ringraziare tutti i volontari che hanno lavorato per realizzare questo progetto, perché voi ora vedete me qui, ma dietro le quinte c'è l'impegno e la dedizione di molti. Dunque vorrei porgere un grazie particolare a Leonardo, a Giuseppe e Gianluca e ovviamente a Lorena. Vi ricordo infine che potete seguire le attività del gruppo Giovani per Fare sul nostro blog giovaniperfare.blogspot.it, sulla nostra pagina Facebook oppure sul nostro account Twitter. Buona serata e grazie a tutti per l'ascolto.